Buongiorno concittadini, da oggi voglio iniziare a trasmettervi il report, quindi con cadenza settimanale, del risultato che abbiamo ottenuto con l'attivazione delle fototrappole sul territorio agrigentino. Il report già sulle prime 5 fototrappole, che va dalla settimana dal 26 maggio al 1 giugno, ha già messo in evidenza 15 signori, tra virgolette signori, che non rispettano l'ambiente e non rispettano la propria città. Di questi 15, 13 sono degli evasori totali, non sono censiti, perché ho fatto un lavoro certosino di controllo incrociato con l'ufficio tributi. Quindi 13 di questi sono degli evasori totali. Gli altri due, nonostante sono censiti, si trovano tra questi che non vogliono rispettare l'ambiente e non vogliono effettuare la differenziata. È un lavoro che continuerà, sarà straordinario poi avere l'esito di tutte e 50 le fototrappole installate ad Agrigento. E un'ultima cosa che vi voglio dire: ho già dato mandato agli uffici per attivarsi per la procedura del sequestro del mezzo per quanto riguarda il cittadino, oppure i titolari di imprese, quindi con partita IVA, ci saranno anche delle sanzioni penali. La tecnologia ormai ha fatto passi da gigante, ormai riusciamo a sapere a fare e a ottenere tutto, quindi io vi prego, per favore, cercate di evitare di sporcare la vostra città, la nostra città. Cerchiamo di amare l'ambiente in cui viviamo.